E ora passiamo da una località di mare all'altra, a Bibbione, perché la stagione a quanto pare era difficile a Bibbione per i commercianti, ma di certo non da dimenticare, anzi da prendere in esame per un nuovo rilancio. Sentiamo dunque il presidente dell'Ascom Confcommercio di Bibbione, Luca Michelutto. È stato un anno non particolarmente facilissimo per noi, sapevamo che venivamo da una primavera dove c'erano venti di crisi importanti, però abbiamo tenuto bene, il settore commerciale ha tenuto bene, le presenze a Bibbione sono state più soddisfacenti rispetto alle previsioni non proprio rosee, e anche il settore commerciale ha dato dimostrazione di poter operare in maniera positiva. In modo particolare i pubblici esercizi hanno continuato il loro trend positivo, un po' più in difficoltà il settore no food, in modo particolare l'abbigliamento, che ha avuto qualche area di crisi, però insomma tutto sommato il settore nella sua complessità ha tenuto abbastanza bene. Ecco, voi a Bibbione quanti soci siete? Noi siamo circa 400 soci, però rappresentiamo come sindacato circa 1000 imprese, sono oltre 1000 infatti le attività di pubblico esercizio, di negozio, ma anche di servizi che la Confcommercio diciamo difende e cerca di portare avanti le istanze di queste migliaia di persone che operano e che lavorano nel turismo e nel settore commerciale a Bibbione.